Dopo oltre 4 anni vissuti nel terrore di perdere il posto di lavoro, l'incubo è finito per 132 lavoratori della Pilkington di Porto Marghera. La multinazionale giapponese ha deciso di riaprire il forno dello stabilimento in via delle Industrie, rilanciando un'importante linea di produzione e mettendo fine a una lunga stagione di ammortizzatori sociali, ma non solo. La riapertura del forno darà l'opportunità a circa 40-50 persone di essere assunte dentro quell'impianto, insomma. E io credo, insomma, questo possa essere una cosa non di poco conto. A determinare il cambio di rotta le mutate condizioni di mercato, che ha visto una leggera ripresa nel settore dell'edilizia, aumentando la richiesta di vetropiano, principale prodotto della Pilkington. Negli ultimi 3 mesi la multinazionale aveva riaperto la trattativa coi sindacati. Nel pomeriggio l'incontro che ha sancito la definitiva chiusura dell'accordo, ottenuto anche grazie alla paziente mediazione dell'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan, di quello allo sviluppo economico Roberto Marcato e del sindaco veneziano Luigi Brugnaro. Per Riccardo Colletti, dei chimici della CGIL, è la prova che un futuro industriale per Marghera è ancora possibile, nonostante le orazioni funebri pronunciate negli ultimi anni da una parte del mondo politico. C'è sempre bisogno di credere nelle cose. Purtroppo progetti su Porto Marghera ce ne sono tantissimi, ma sono progetti, se pensiamo a quello delle grandi navi, che mettono in contrapposizione le attività che ci sono oggi a favore del turismo, che comunque dovrebbe ovviamente entrare dentro Porto Marghera. Noi non ci stiamo proprio assolutamente a una cosa del genere.